Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti al primo incontro della nuova serie di Divagando e del nuovo ciclo di incontri di Divagando che oggi affronta il tema antropocene, ovvero l'epoca dell'uomo. Quindi tocca tutte le grandi questioni che riguardano la nostra contemporaneità e quello che sarà il nostro futuro legate ai cambiamenti climatici e tutti agli effetti che li hanno provocati e quelli che poi sono le ricadute sulla nostra vita e su quella dell'ecosistema Terra in generale. Abbiamo con noi stasera, oggi pomeriggio, e ringraziamo per la loro partecipazione, due relatori, sono un geografo, Cristiano Giorda, docente presso l'Università di Torino, che è autore, insieme ad altri geografi, nonché curatore, di un libro uscito nel 2019, rieditato nel 2020, Geografia Antropocene, Uomo, Ambiente, Educazione, per Carocci Editore, che affronta appunto il rapporto tra geografia e antropocene, soprattutto in una chiave che è quella educativa e didattica, cioè come possiamo veicolare tutta una serie di informazioni e indirizzi quando ci troviamo di fronte ai più giovani e alle nuove generazioni. Dall'altra parte abbiamo invece l'apporto di un botanico, Francesco Boscutti, docente presso l'Università di Udine, che nelle sue ricerche appunto si occupa di cambiamenti climatici e di quelle che sono le relazioni che si vengono a creare tra questi e le specie, le comunità vegetali e quindi tutte le questioni che riguardano la biodiversità ma anche il paesaggio agrario in particolare. Il terzo relatore che era in programma oggi, Mauro Varotto, geografo dell'Università di Padova, non sarà presente causa un impegno accademico inderogabile che si è andato a sovrapporre appunto con l'appuntamento di Divagando e che è autore insieme a un filosofo che insegna sempre presso l'Università di Padova, Telmo Pievani, di un libro molto curioso e interessante, Viaggio nell'Italia dell'Antropocene, la geografia visionaria del futuro. E prima di dare la parola ai nostri relatori di oggi, Cristiano Giorda e Francesco Boscutti, qualche nota rispetto a questo libro appunto di Varotto e Pievani, perché un po' è quello che ha stimolato la scelta del titolo dell'incontro di oggi, immaginando l'antropocene, perché questo libro, proprio giocando su un escamotage letterario che è quello del racconto fantastico, si muove tra la dimensione, quella scientifica, dei dati che ci arrivano da diversi studi e ricerche relative alle condizioni del nostro pianeta e quelle che sono le previsioni per il futuro, e quella che è una visione di un futuro molto lontano da noi, che passa attraverso il racconto di un viaggio di formazione di un giovane benestante nell'anno futuro del 2786. Un viaggio di formazione che avviene secondo quella che era nel 1700 la moda del Grand Tour e che infatti avviene esattamente 1000 anni dopo il viaggio che compì Goethe nel nostro paese. L'Italia che visiterà il protagonista di questo racconto, Milordo, è un'Italia però molto diversa, trasformata perché ormai i ghiacciai si sono sciolti, le calotte polari si sono completamente sciolte in questa data così lontana da noi e quindi l'Italia si trova letteralmente a mollo. Un'Italia che anche in questa sua nuova dimensione morfologica si trasforma anche da un punto di vista sociale e culturale, nuovi modelli di vita, gli insediamenti si spostano verso le aree che rimangono, rimangono sopra il livello del mare, quindi le aree montane,
e quindi qui si creano le grandi metropoli, mentre città importanti anche culturalmente, in primis Venezia, si ritrovano o a scomparire del tutto, ormai completamente sommerse dall'acqua, o trovano nuove situazioni e soluzioni abitative come quelle su Palafitta. Il racconto è supportato anche da una cartografia visionaria, una cartografia che grazie allo strumento del GIS riproduce questa nuova e diversa Italia, corredata anche da una toponomastica di invenzione che serve a spiegare nuovi fenomeni che si sono venuti a creare, come ad esempio quella del mare Padano. La pianura padana ormai è completamente coperta dall'acqua, oppure quella dei fiordi delle Marche. Un'Italia, abbiamo detto, che è cambiata non solo morfologicamente ma anche culturalmente, le produzioni tipiche sono diverse, il clima è diverso, siamo in un clima tropicale per cui la coltivazione della vite si sposta sempre più in quota, si producono frutti normalmente che noi oggi troviamo solo nei paesi tropicali e quindi importiamo da paesi molto lontani, e cambiano anche le tradizioni culinarie, in quanto nuovi sono i piatti che potremo mangiare. Vi dicevo prima, questa escamotage del racconto visionario accompagnato da una rappresentazione cartografica che serve a leggere questa nuova Italia è supportato però dall'altra parte da una lettura di tutte quelle che sono i dati e le informazioni che si ricavano dagli studi scientifici del mondo della ricerca, che riguardano l'attualità e quelle che sono le previsioni da qui al 2100, quindi alla fine di questo secolo, e l'intento degli autori è quello di far riflettere su come dobbiamo cambiare i nostri atteggiamenti il più in fretta possibile, ma anche di riflettere su come ormai dobbiamo pensare ad adattarci a una situazione che per molti aspetti ormai è irreversibile. Per aiutarci in questa riflessione, quindi, oggi avremo modo di sentire Cristiano Giorda e Francesco Boscutti. Do loro quindi la parola e cominceremo con Francesco Boscutti e poi apriremo al dibattito. Grazie, buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti, grazie Nadia, grazie dell'invito. Un'occasione appunto nel quale potremo cercare di utilizzare lo stesso espediente narrativo utilizzato da Pievani e Varrotto per quel che riguarda non l'aspetto, diciamo, geografico, paesaggistico, ma anche cercando di osservare quello che potrà accadere a livello della biodiversità, cioè riguardando gli ecosistemi e cambiamenti, quindi rivisitando l'Italia in questo futuro così lontano, probabilmente ci accorgeremo che le cose sono cambiate sì dal punto di vista dei paesaggi e dei paesaggi antropici, ma anche per quanto riguarda gli ecosistemi, cioè le viti si spostano più in alto, ma qualcuno che stava lì in alto se ne è dovuto scappare da un'altra parte se ce l'ha fatta oppure no, parlando di piante e di animali, quindi parlando di biodiversità. Ma scopriremo anche che molto probabilmente queste cose non è che siano così lontane dal verificarsi anche in un breve futuro per quel che riguarda alcuni aspetti, alcuni risultati di questa pressione. Allora, nella mia presentazione voglio concentrarmi su due parti, una parte generale in cui cercherò di farvi un brevissimo excursus storico sull'antropocene in sé per sé, così come è visto dal mondo scientifico, ma non solo, anche
come è percepito a livello della società, come sia crescente la sensibilità nei confronti di questo fenomeno, e poi da un buon biologo botanico mi concentrerò un po' di più e cercherò di farvi capire quali sono gli aspetti, le conseguenze più dirette che questa epoca, in realtà dal punto di vista geologico, una nuova epoca geologica che è l'epoca dell'uomo, possa avere sugli ecosistemi e sulla biodiversità. Il termine antropocene è un neologismo che è stato concepito già e utilizzato in alcuni ambienti già dagli anni '80. In particolare il biologo Störmer lo propose, lo utilizzò nell'ambito dei consessi scientifici, ma solo nel 2002 con una pubblicazione scritta dal premio Nobel per la chimica Crutzen, pubblicata su Nature. Questa terminologia, con questo articolo di Geology on Mankind, arrivò ad un pubblico un po' più vasto e quindi agli scienziati, ma non solo. E da quel momento, come potete vedere nel grafico che qui viene riportato, c'è un crescente interesse. Qui vengono rappresentate le pubblicazioni riguardante il termine antropocene, basate su un importante motore di ricerca per i lavori scientifici, e vedete come l'andamento sia esponenziale e che questo andamento ripercorra un po' delle tappe che adesso vedremo velocemente, relative allo sviluppo e all'individuazione dei principali fattori che hanno causato l'antropocene, e anche sul dibattito che si è aperto poi alla società sugli effetti di questo antropocene, cioè dell'epoca influenzata dall'uomo. Ma che cos'è? Con questo termine si vuole identificare una nuova epoca geologica. Parlando di geologia, sapete che la storia della Terra, la storia della vita sulla Terra è una storia lunga, una storia che ha circa 3 miliardi di anni. Guardando la storia dell'umanità, se potete vedere rappresentata qui la storia del nostro sistema solare in questo giro d'orologio, viene rappresentata come pochi secondi, eppure in questi pochi secondi in cui è comparso il genere Homo, quindi il genere umano, le modifiche che questo organismo, che questa specie ha creato a livello planetario, sono talmente importanti da poter pensare di concepire una nuova epoca geologica, quindi all'interno dell'era cenozoica, che è quella più recente, che vedete a circa 2,5 milioni di anni, per far capire qual è la profondità del tempo quando si parla di fenomeni geologici. Si arriva con un punto di domanda ad individuare gli ultimi secoli, millenni, lascio il punto di domanda perché è ancora un punto di domanda, in cui l'uomo ha in maniera indelebile lasciato un segno a livello planetario, non solo a livello locale, a livello planetario. E questa nuova epoca, dopo l'Olocene, l'Antropocene. Per questo punto di domanda a cui mi riferivo, cioè quando è che questo Antropocene ha veramente avuto inizio, rimane nel dibattito, in un dibattito scientifico che coinvolge principalmente dal punto di vista della classificazione scientifica dei geologi, e che però interagiscono con altri ambiti della sfera scientifica e non, anche sociale, per capire
dove fissare l'inizio. I geologi definiscono questo come chiodo d'oro, di solito vengono indagati con delle stratificazioni nelle rocce, questi momenti importanti di cambiamento tra un'era e un'altra, un'epoca e un'altra, della classificazione che si sta facendo. Per convenzione un consenso maggiore si ha ad esempio nell'attribuire l'inizio dell'Antropocene alle prime sperimentazioni sulle armi nucleari, perché quelle in maniera indelebile anche tra millenni verranno riconosciute con la radioattività presente all'interno degli strati rocciosi. Ma la cosa non è così semplice, anzi non deve essere vista in maniera così semplice. Perché? Perché deve ripercorrere, come potete vedere in questo grafico, ripercorrere un po' le tappe che hanno portato a quella che viene definita, vedete qui sulla destra nel grafico, la grande accelerazione, che è l'accelerazione dell'influenza dell'uomo sulla biosfera a livello planetario, che è il presente, che è il momento in cui noi viviamo, le nostre generazioni e quelle poco precedenti alle nostre hanno vissuto. Ripercorrendo con una veloce excursus quelli che sono state le tappe principali che ci hanno portato a questa grande accelerazione, Homo sapiens fin dal Paleolitico ha cominciato a modificare l'ambiente in cui viveva, e lo ha fatto come? Prima sfruttando le risorse alimentari che aveva a disposizione. Da quando è comparso l'uomo ci sono state ad esempio le grosse estinzioni dei grandi mammiferi a livello planetario. Pensate che in Australia 23 specie su 24 specie di grandi mammiferi scomparvero in poche migliaia d'anni quando l'uomo arrivò sul continente, così come nel Nord America. Qui vediamo in questa iconografia in maniera emblematica il mammut come uno dei rappresentanti, ma vedete come già queste specie che come grandi mammiferi erano importanti per plasmare il paesaggio, gli ecosistemi presenti all'epoca sulla Terra, siano stati in qualche modo influenzati e portati all'estinzione dalle attività e dalla presenza dell'uomo sulla Terra. Un altro passo fondamentale, circa 10.000 anni fa, una rivoluzione che avvenne nel Neolitico, è l'agricoltura. L'uomo diventa sedentario, addomestica specie animali e specie vegetali, e da lì comincia in maniera capillare, anastomizzata, a modificare il territorio in cui vive ancora di più, perché deve, tra virgolette, rubare dello spazio alle foreste e alle praterie per fare che cosa? Per coltivare, per allevare il bestiame. E questa rivoluzione ha avuto poi diverse fasi ed è stata accelerata e modificata in maniera importante da quella che storicamente può essere definita come la globalizzazione 1.0, la scoperta del nuovo mondo, che ha favorito gli scambi biologici e di merci tra i diversi continenti, portando da noi ad esempio nuove specie sia animali sia vegetali da coltivare, da allevare, e cambiando per sempre la storia del pianeta e facendola diventare una storia sempre di più globale, che è uno dei processi importanti per capire la globalizzazione, per capire come l'antropocene abbia bisogno di un effetto ad una scala che possa essere riconoscibile come una scala globale, perché possa essere riconosciuto. Un altro fenomeno che è avvenuto a scala globale, prima in maniera con tempi e modalità diverse, è la rivoluzione industriale, partita dai paesi
ormai più sviluppati, all'epoca in via di sviluppo, e che ora si sta compiendo anche nei paesi in via di sviluppo, o si è già compiuta nei paesi in via di sviluppo. Quindi qui parte, dopo la rivoluzione industriale, viene innescata quella che viene definita la grande accelerazione, in cui l'uomo, grazie all'utilizzo all'inizio con parvenze illimitate delle fonti fossili, dell'energia fossile, ha portato ad una crescita della popolazione mondiale e ad un modello di società, quindi la globalizzazione 2.0, una obsolescenza programmata dei beni di consumo, il capitalismo di consumo, ha portato a quella che abbiamo visto prima, una curva che qui vedete esponenziale della popolazione umana, che assomiglia molto alla curva di cui vi ho parlato prima, della grande accelerazione dell'antropocene. Chiudendo, un ulteriore tassello all'interno è stata poi la rivoluzione verde che nel Novecento, dopo la metà del Novecento, ha portato a sfruttare i progressi tecnologici, l'energia derivata dai combustibili fossili in termini di impiego di prodotti chimici, selezione genetica, nella rivoluzione del modo di fare agricoltura, che sempre di più è diventata da un'agricoltura di sussistenza a un'agricoltura di tipo imprenditoriale, e che chiaramente ha portato a degli impatti che sono sicuramente degli impatti arrivati a livello globale. Per farvi capire quale possa essere l'impatto di queste progressioni che abbiamo visto nel tempo, e quale sia l'impatto della grande accelerazione di cui abbiamo parlato, potete andare in rete e cercare l'Earth Overshoot Day, in cui sulla base dell'impronta ecologica, uno strumento che gli ecologi utilizzano per capire quali sono le risorse che l'umanità utilizza in base alle risorse rinnovabili e la capacità rinnovabile che ha il nostro pianeta di sostentare le nostre attività, ci si rende conto che il giorno in cui l'esaurimento delle risorse rinnovabili sulla Terra, che la Terra è in grado di rigenerare in un anno, si sta sempre di più avvicinando all'inizio dell'anno. Quindi mentre nel 1971 era il 21 dicembre, nel 2021 è stato indicato, cioè abbiamo passato il giorno in cui abbiamo cominciato a consumare più di quello che potevamo permetterci sulla Terra, al 29 di luglio. E di questo passo gli scenari non sono sicuramente positivi se si continua ad utilizzare una società con un paradigma produttivo simile a quello che ci ha guidato fino al giorno d'oggi, e da qui si innescano poi invece tutti i ragionamenti che a livello scientifico e poi a livello politico, di cui si sta oggi discutendo come tema di attualità, cioè la sostenibilità, e quindi un nuovo tipo di rivoluzione a cui dovremmo puntare. Questa seconda parte della presentazione voglio farvi capire un po' più il punto di vista che abbiamo noi biologi, c'è chi si occupa delle tematiche relative all'ambiente e soprattutto agli organismi viventi, parlando di un altro neologismo che più o meno è stato coniato nello stesso periodo in cui è stato utilizzato per la prima volta il termine antropocene, che è biodiversità, utilizzato da uno zoologo americano, Wilson, per la prima volta negli anni 80, e che viene a rappresentare qual è la varietà delle forme di vita a tutti i livelli presenti sulla Terra, quindi la ricchezza della vita sulla Terra a diversi livelli, perché noi possiamo considerare la varietà
genetica all'interno di un'unica specie, come il fatto che in questa stanza o collegati nessuno di noi è uguale a un altro perché abbiamo una variabilità genetica intrinseca. Questo vale per tutti gli organismi e anche questa è una risorsa importantissima dal punto di vista ecologico, e per arrivare poi a quello più intuitiva, la diversità specifica, cioè quante specie ci sono sulla Terra, ma arrivare a capire che questi livelli sono collegati in un livello superiore, che è quella della diversità ecosistemica, e con questo ci colleghiamo anche alla visione distopica che viene rappresentata nel libro, il fatto che cambiare un paesaggio non significa solo cambiare la percezione antropocentrica di questo paesaggio, ma significa modificare in maniera determinante anche la biodiversità, perché il paesaggio è il sistema che include le altre tipologie, gli altri livelli della biodiversità di cui abbiamo parlato, quindi sia la diversità specifica, la diversità genetica. Quindi un collettore, un importante strumento, nella lettura del paesaggio, un importante strumento per capire diverse dinamiche, tra le quali anche quelle biologiche. Perché dobbiamo parlare, vogliamo conservare la biodiversità? Possiamo avere una sensibilità per capire quali sono le importanti relazioni che ci sono tra le specie degli ecosistemi e gli equilibri naturali, ma secondo quanto proposto da questo importante ecoeconomo che è Robert Costanza, si può anche dare un valore alla biodiversità parlando di servizi ecosistemici, che sono i servizi che la biodiversità, gli ecosistemi forniscono all'uomo e che valgono, pensate, più di una volta il PIL mondiale, se andiamo a considerarli nel loro complesso. Ma questa biodiversità, come vedete qui rappresentata in numeri, oggigiorno ci porta a pensare che ci siano sulla Terra tra i 2 milioni e i 10 milioni di specie diverse, tra animali e piante, è in realtà in pericolo. È in realtà in pericolo perché? Perché i numeri, come potete vedere nei grafici qui in basso, ci dicono che tutte le forme di vita stanno soffrendo di che cosa? Di una riduzione, molte di queste, le specie rare più a rischio, stanno soffrendo perché le popolazioni si riducono, diminuisce la variabilità genetica, diminuisce la possibilità di poter rispondere ai cambiamenti climatici e ai cambiamenti ambientali, e quindi c'è un maggior rischio di estinzione. Dal 1600 ad oggi, vedete, sono circa 500 specie animali e vegetali che sono completamente scomparse e di cui quindi troveremo lasceremo solo, se sono rimaste intrappolate come forme fossili, lasceremo questo come testimonianza al futuro. Non hanno fatto la fine dei famosissimi dinosauri e di tante altre specie. Questo è un fenomeno naturale, l'estinzione, qualcosa che è accaduto nella Terra in maniera ripetuta più volte e anche in maniera drastica, ma quello che su cui vorrei puntare l'attenzione in questa parte finale è che in realtà l'antropocene c'entra e come. Abbiamo dato come cenno storico il fatto che l'estinzione di questi grandi mammiferi, ad esempio, nel passato sia legata all'espansione dell'uomo, ma tutt'oggi ci sono scienziati, pubblicazioni, qui vedete pubblicazioni su Science, su Nature, che propongono all'interno dell'antropocene
la presenza di una nuova estinzione di massa. Quello di cui avete sentito parlare parlando dell'estinzione dei dinosauri, no? Quindi il cataclisma, il meteorite, che in realtà poi in concausa con altri mutamenti ambientali, e quindi cause naturali che hanno estinto molte specie in un breve periodo, sta avvenendo. Alcuni dicono che stia avvenendo oggigiorno e che questa cosa in realtà non sia legata ad un meteorite caduto di cui non ci siamo accorti, ma che il meteorite in questo frangente siamo noi, con le modificazioni che stiamo creando a livello planetario. E quindi le cause della biodiversità sono da cercare all'interno dei cambiamenti che l'uomo ha indotto durante l'antropocene. Quindi cambiamenti di uso del suolo, cambiamenti climatici, l'introduzione di specie aliene, lo sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali, l'inquinamento, sono le cause principali di perdita di biodiversità. Giusto alcuni esempi per farvi capire quali possono essere le entità di questi cambiamenti a livello globale e a livello regionale. Quindi i cambiamenti di uso del suolo sono quelli che possiamo vedere a livello mondiale. La deforestazione della foresta amazzonica toglie spazio alle foreste, ma cose che possiamo vedere anche a livello locale. Qui vedete la penisola di Lignano nel 1951 in una cartografia nel 2002. Capite quale possa essere l'effetto di questi cambiamenti per le specie che stavano in questi ambienti. I cambiamenti climatici. Gli organismi possono rispondere in tre modi ai cambiamenti climatici: o si adattano, hanno il tempo di adattarsi, modificando le proprie funzioni, le proprie strutture, o possono muoversi e scappare verso climi più adatti, ma c'è chi lo fa velocemente, c'è chi non ce la fa, e la terza è l'estinzione, la terza possibilità. E quindi qui vedete che diversi lavori portano in evidenza che buona parte della biodiversità è a rischio anche per quel che riguarda i cambiamenti climatici. Un'altra cosa che ha innescato l'antropocene è un aumento nella velocità di scambi tra diverse aree geografiche. Le specie aliene non arrivano da un altro pianeta qui da noi, arrivano da un'altra area geografica in cui erano native e arrivano qui da noi, non trovano nemici naturali, spesso non trovano nemici neanche nell'uomo, anzi trovano vantaggio da frequentare gli ambienti antropici, e diventano dannose però per le specie spontanee. La nutria è un esempio classico di cui sicuramente voi avete contezza anche nella vita quotidiana, che era allevata come castorino per le pellicce e poi è stata liberata intenzionalmente ed ora è un problema a livello europeo. La zanzara tigre, penso che molti di voi si ricorderanno il momento in cui è arrivata la zanzara tigre, partita da Genova negli anni 90, arrivata con dei copertoni di camion dall'Asia e adesso è praticamente presente in tutto il bacino del Mediterraneo. Non ci sono solo animali, anche piante molto diffuse come queste, come potete vedere. Ed è un fenomeno che avviene a livello globale, non solo da noi, e che è legato anche a che cosa? Agli scambi commerciali. Cioè, se una volta le specie aliene arrivavano principalmente dal Nord America, adesso le specie aliene arrivano principalmente dall'Asia. Tutto legato al commercio e quindi agli scambi che l'uomo sta intensificando. L'inquinamento, quindi l'aumento dei nutrienti, e degli effetti che possono protrarsi non solo a livello di individuo ma a livello di intero ecosistema, e poi il sfruttamento di risorse naturali, quindi la pesca, quindi voler mangiare pesce tutti in grandi quantità è impossibile, quindi non è sostenibile, così come la caccia illegale, il prelievo di animali esotici. Chiudendo, voglio solo riportarvi sul fatto che quello che stiamo facendo oggigiorno
e di cui vi ho portato degli esempi sulla biodiversità, ha un effetto che, così come si è parlato o avete sentito parlare dei cambiamenti climatici, in cui una inversione di tendenza presa oggi, seduta stante, comunque non avrà degli effetti sperati in breve termine. Perché? Perché i meccanismi che stiamo alterando sono dei meccanismi che coinvolgono delle reti di funzioni ecosistemiche, di relazione tra gli organismi molto complesse e che si rompono facilmente e, passatemi questa metafora, si rompono facilmente, si aggiustano difficilmente e con tempi molto lunghi. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione e lascio adesso un attimo, sapendo che poi avremo il tempo per discutere, lascio lo spazio a Nadia. Grazie mille Francesco di questa introduzione, di questo affondo anche sugli aspetti appunto della biodiversità, e lasciamo adesso la parola a Cristiano Giorda che deve condividere lo schermo. Benissimo. Allora, vado a partire. Intanto buon pomeriggio e grazie a te, ad Andrea Guaran, per l'invito. Andiamo a dedicare qualche minuto a parlare di questo tema dell'antropocene, rispetto al quale il collega ha già fatto un'introduzione molto efficace, quindi approfitterò del suo intervento per dare per scontate le parti introduttive su cosa sia l'antropocene, di cosa stiamo discutendo, e per andare un po' di più proprio sui temi sia della geografia. Parlerò anche un po' del libro di Varotto, così non ne sentiremo così tanto l'assenza, perché è molto interessante il suo contributo, e un po' anche di quello che a me sta molto a cuore, cioè l'aspetto educativo, quindi l'educazione geografica collegata al tema dell'antropocene. E parto su questo con una domanda che è un po' più di una provocazione, mi verrebbe da dire una provocazione, ma in realtà è qualcosa di più. La domanda è: quanti anni avrai nel 2078? Una domanda che riguarda un po' tutti, al di là del fatto che io avrò più di 100 anni e quindi mi riguarda in un certo senso, ma certamente riguarda le generazioni più giovani e quelle future. In ogni caso è una data che sta molto prossima rispetto al mondo attuale e che ci interroga però molto più che in passato su quale sia il mondo in cui vogliamo vivere, perché come diceva un po', ci ricolleghiamo alla chiusura del collega, quello che sarà il mondo tra 50 anni lo stiamo determinando in qualche modo, anche se la parola determinare è un po' forte, però lo stiamo probabilmente davvero determinando con le scelte e le azioni e i progetti che in questo momento stiamo definendo e attuando sul pianeta. Questa domanda, in che mondo voglio vivere nel 2078, ci arriva da Greta, che è un personaggio estremamente importante in questo momento, lo è stato molto in questi anni, e poi spiegherò anche perché, al di là del singolo personaggio, in quanto ha in qualche modo un po' intercettato quello che potremmo definire un sentimento del tempo, no? ed è riuscita ad esprimerlo, che è un po' veramente quello di un cambio di paradigma nel modo di pensarci rispetto all'ambiente. Ma a questo arrivo tra poco. Partiamo dalle parole di Greta, che ha detto in una conferenza qualche tempo fa questa frase, ha detto: nel 2078 festeggerò il mio 75esimo compleanno. Se avrò dei bambini, probabilmente un giorno mi faranno domande su di voi. Forse mi chiederanno come mai non avete fatto niente quando era ancora il tempo di agire. Voi dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa, ma state rubando loro il futuro davanti agli occhi. Ecco, questa frase ci risuona e non ci risuona soltanto perché è stata detta da questa persona così intellettualmente interessante, probabilmente una delle figure che stanno cambiando il nostro modo di vedere il mondo.
ci risuona anche per una dimensione di cambiamento della prospettiva di visuale, no? Siamo abituati a ragionare molto a breve termine. Il tema dell'antropocene ci porta a pensare su tempi di medio-lungo termine e questo è un salto importante, ma ci porta a pensare in termini di medio-lungo termine alla dimensione spaziale, cioè al nostro pianeta, al modo in cui lo abitiamo. E ci porta al centro una questione che non abbiamo mai visto con gli occhi con cui la stiamo guardando oggi, cioè la questione dello straordinario impatto delle azioni umane sull'ambiente naturale. Un impatto così straordinario da diventare la caratteristica, il segno, se volete, per cui saranno ricordati questi tempi, questi anni. La forza smisurata che le attività umane esercitano sulla natura è qualcosa di talmente impattante ormai e di cui siamo sempre più consapevoli da far perdere la sfumatura con cui abbiamo per molto tempo definito che cos'è la natura e che cos'è l'umanità. Sapete anche che i vecchi manuali di geografia iniziavano dicendo la geografia è lo studio delle relazioni tra uomo e ambiente, tra umanità e natura. Ma queste due polarità che sembravano così in opposizione, che in qualche modo con la loro divisione hanno dato inizio alla modernità, ora facciamo fatica a distinguerle. Siamo di fronte a un salto, oltre che fisico, ambientale, anche un salto culturale della nostra specie. Umano naturale, col punto interrogativo, non siamo più in grado di rintracciare in modo semplice, evidente, il confine con cui abbiamo narrato per molti secoli che cos'è la modernità. Questa fotografia è emblematica, credo, no? C'è una collina che viene praticamente livellata, sbancata con un'azione antropica. Questa collina non tornerà più a essere quello che abbiamo visto o che era in passato, è un elemento che sarà completamente trasformato dall'azione umana. Qualunque elemento non umano presente in questo luogo non potrà più essere definito naturale, perché il suo essere sarà il risultato di questa pazzesca attività di trasformazione fisica proprio del paesaggio. Ecco, questo è il tratto centrale dell'antropocene, è il lasciare tracce irreversibili, tracce lasciate dall'azione umana su tutti gli altri sistemi ambientali del nostro pianeta, quello delle rocce, quello delle acque, quello dell'atmosfera e quindi del clima. La parola centrale di questi anni è ibrido, una parola che siamo abituati a sentire magari quando si parla di automobili, ma qua il significato è molto più esteso e neanche tanto metaforico alla fine, anche se parte da un significato metaforico. Ibrido oggi è tutto quello che non è completamente umano e non è completamente naturale, ma al punto che non riusciamo più a distinguere queste due categorie e non è neanche più utile. Cioè la cosa più incredibile è che non ci serve più questa chiave di lettura con cui abbiamo costruito la modernità, oggi si sta rivelando un dettaglio inutile. Il panorama di Londra che avete qua di fronte è quello di una immensa città, ma come tutte le città, sta su un sito, sta e convive con un ambiente naturale con cui intreccia infinite relazioni a partire dall'acqua, dall'energia, dal clima, da tutti gli adattamenti che poi si hanno. Vedete qua il suo famosissimo fiume, ma questo fiume è completamente arginato, incanalato, gestito, utilizzato per le attività umane, è integrato in qualche modo alla vita e allo sviluppo della città. Il microclima urbano dipende da quelle che sono le attività e l'umanità presente in questo sito. Ed è non solo inutile distinguere umano e naturale, ma anche impossibile, perché anche tutta la città, anche tutto ciò che è umano è fatto, vive, sopravvive, si sviluppa grazie all'intreccio con le sue relazioni
con gli elementi naturali del pianeta. Un altro esempio che tutti abbiamo sotto gli occhi è quello del coronavirus. C'è stato un lungo dibattito che non ha avuto una soluzione sul fatto che questo coronavirus fosse di origine, tra virgolette, naturale, o addirittura fosse uscito da dei laboratori e quindi fosse completamente o quasi completamente di origine invece antropica. Anche qui il dibattito sembra quasi sterile. Il coronavirus è certamente un ibrido, anche solo per quella che è la sua modalità di azione e di diffusione. È una specie di virus che si moltiplica e si sviluppa passando da un essere umano all'altro. Siamo un po' come l'edera sugli alberi, c'è una relazione che non è dissolubile in questo momento e che comporta un cambiamento reciproco. Sappiamo che i coronavirus evolvono, ma anche noi stiamo interrogandoci addirittura su tutte le nostre modalità di stare al mondo in conseguenza di questa relazione nuova che stiamo vedendo con questo virus e anche con tanti altri. Qualcuno parla addirittura non di antropocene, ma di plantaziocene. Perché? Perché siamo alla ricerca di nuove mentalità ecologiche, fondamentalmente. E questo è un po' il punto centrale del mio intervento, lavorare sulla costruzione, lo sviluppo di nuove mentalità ecologiche. Che cosa sta accadendo? Qual è la grande sfida? La centralità dell'umano, che ha dominato nei secoli precedenti, il nostro essere antropocentrici, sta cambiando verso una relazione che non può più essere antropocentrica, perché abbiamo visto le conseguenze devastanti di questo punto di vista colonialista, che non è soltanto quello del colonialismo fisico verso le aree più deboli ma ricche di materie prime del pianeta, ma è anche il colonialismo che abbiamo avuto e continuiamo a avere verso i sistemi naturali del pianeta, verso l'acqua, verso l'aria, verso i suoli e le rocce e le risorse del sottosuolo. Dobbiamo iniziare a guardare la natura come un sistema sociale complesso e non più come a un deposito di risorse che possiamo utilizzare per il nostro benessere. In qualche modo la natura dobbiamo imparare a vederla come un sistema simile sotto certi aspetti ai sistemi umani e comunque la cui qualità della vita è intrecciata a quella umana. Impoverendo i sistemi naturali in realtà portiamo verso il rischio di estinzione o almeno di peggioramento della qualità della vita anche la nostra specie. Plantaziocene è un po' il termine simbolico del legame col piantare, con gli alberi, con la piantagione, con queste foreste artificiali in qualche modo, no? Come quella che abbiamo qui di fronte, che sono indispensabili alla nostra vita, ma che alterano completamente i sistemi della natura. Cerco di procedere un po' più rapidamente con qualche piccolo esempio da geografo di luoghi che possiamo considerare simbolici dell'antropocene, luoghi che in qualche modo da soli ci raccontano questa storia dell'antropocene e ci mostrano delle situazioni che poi troviamo riprodotte in piccola grande scala in altre parti del pianeta. Questo probabilmente è uno dei più antichi che possiamo ricondurre alla narrazione dell'antropocene. È stata scoperta recentemente nei pressi di León, in Spagna, una miniera, anzi una serie di miniere che i romani sfruttarono dal primo secolo d.C. per circa 200 anni, con delle tecniche di estrazione estremamente innovative che hanno totalmente modellato e modificato il paesaggio, trasformandolo in modo irreversibile. Questa è un'altra delle parole chiave, no? dell'antropocene. Oltre agli scavi, il sistema estrattivo comprendeva delle opere idrauliche incredibili, i romani erano fantastici in questa cosa, deviazioni fluviali di centinaia di chilometri che erano necessarie per portare l'acqua in queste zone in cui veniva scavato il metallo, ma più che scavato
i romani perforavano le montagne, portavano grandi quantità di acqua che buttavano dentro e che facevano letteralmente saltare in aria la roccia, facendo franare a valle i versanti e lasciando scoperti i filoni auriferi. Ecco l'origine di questo paesaggio che abbiamo qui davanti. Se identifichiamo l'antropocene con la capacità delle attività umane di trasformare in modo irreversibile il paesaggio e rendendo anche impossibile una distinzione tra ciò che è opera umana e ciò che non lo è proprio quello che abbiamo di fronte in questa fotografia. Un paesaggio che sembra naturale ma che in realtà è il risultato di un'azione umana accaduta circa 2000 anni fa e le cui tracce sono riscontrabili addirittura nei ghiacci polari, perché pensate che dei carotaggi nei ghiacci polari hanno rintracciato tracce di attività mineraria proprio di epoca romana. Sembra quasi incredibile, perché siamo un po' tutti fermi con l'immaginario della rivoluzione industriale tra 7 e 800, che certamente ha esteso a livello globale questo tipo di impatto, ma è cominciato molto prima il modo di utilizzare la natura in questo modo. Un altro luogo simbolico dell'antropocene è certamente Venezia. Non devo raccontarvela io, la conoscete benissimo. Venezia è il luogo più antropico che possiamo immaginare ed è quasi un paradosso perché Venezia sta su una laguna e ci immaginiamo quindi la laguna normalmente come qualcosa di fragile però naturale, in qualche modo legato a equilibri della natura. Ebbene, noi sappiamo però che se non ci fosse stato da un certo momento in avanti l'intervento umano, oggi la laguna di Venezia probabilmente, seguendo il suo corso senza impatto antropico, non esisterebbe più e non esisterebbe più così. Quello che noi vediamo davanti è un equilibrio estremamente instabile, ma che è stato mantenuto per secoli grazie all'azione umana di gestione e di incanamento delle acque. Un equilibrio che rischiamo noi stessi adesso magari di far saltare con azioni locali che ben conosciamo, pensiamo al passaggio delle grandi navi, e azioni globali che sono poi quelle che portano al riscaldamento climatico, all'innalzamento del livello dei mari e quindi a un'altra minaccia che arriva sulla laguna. Ma abbiamo già costruito questa grandissima opera, il Mose, che probabilmente non basterà a contenere l'aumento del livello del mare, ma che già va nella direzione, no? di un altro intervento fortissimo antropico per mantenere l'equilibrio di un ambiente che vedete è abbastanza assurdo chiamare naturale a questo punto, anche se sempre la natura c'è e la ritroviamo in tantissimi elementi e soprattutto vedete quanto è importante su Venezia questa natura conoscerla per poterla gestire, no? Quindi davvero è una situazione un po' esemplare di un legame indissolubile tra attività umana e ambiente fisico che si conserva in questo modo che conosciamo grazie all'intervento umano. Un altro esempio è certamente quello di Chernobyl. Chernobyl, località in Ucraina dove abbiamo avuto nell'86 questo incidente alla centrale nucleare che ha un po' segnato anche la nostra epoca e anche il nostro modo di pensare all'ambiente, probabilmente, nel vedere come la compromissione dell'ambiente è diventata una compromissione abbastanza permanente, che durerà comunque centinaia o in qualche caso migliaia di anni, anche della possibile presenza umana in quel luogo. Eppure Chernobyl è anche oggi la narrazione di un ambiente naturale che studiamo per come si è comportato di fronte a questo enorme inquinamento e addirittura sta diventando una località turistica, cioè ci sono viaggi organizzati per andare a vedere la centrale, questo paesaggio dell'abbandono umano di Chernobyl. Anche il turismo sta scoprendo l'antropocene e questo è molto interessante, si organizzano viaggi a vedere i ghiacciai che stanno scomparendo, c'è un turismo di curiosità
verso scenari, diciamo pure del disastro in qualche modo, che ci racconta molto su come la mente umana ha bisogno di vedere, di capire che cosa sta accadendo, perché ne coglie probabilmente la portata devastante. Ecco, un altro luogo simbolico dell'Antropocene è certamente questa enorme discarica, probabilmente la più grande discarica del pianeta, che si trova nella periferia di Accra, in Ghana. Una discarica dove arrivano rifiuti, in particolare rifiuti elettronici, da gran parte del pianeta e certamente in primo luogo dall'Europa, dove abitano nella discarica migliaia di persone la cui vita è basata sul riciclaggio di una parte di questi rifiuti del mondo più ricco. È un luogo tristemente simbolico, questa discarica, dove i metalli e altre parti di dispositivi elettronici scartati vengono recuperate per poter sopravvivere dall'umanità che abita questo luogo. È un luogo, questa discarica, non è soltanto uno spazio, ha abitanti, attira migranti e nonostante le condizioni igieniche terribili, inaccessibili al nostro sguardo occidentale, ci raccontano relazioni spaziali tra luoghi del mondo e tra stili di vita rispetto ai quali certamente non possiamo utilizzare la parola sostenibili. Non c'è sostenibilità e non c'è certamente lo spazio per immaginare che questi siano i luoghi del futuro. Questi sono i luoghi che raccontano il degrado a cui oggi siamo arrivati nel nostro rapporto alterato con l'ambiente e anche ci raccontano le conseguenze che questo ha sulla vita umana. Chiudo con un luogo che ci lascia un po' più di speranza forse, che è Dubai. Dubai è anche questo un luogo a modo suo dell'Antropocene, un luogo costruito con la ricchezza generata dal petrolio, che è probabilmente una delle principali cause di tutto quello che poi, a partire dal cambiamento climatico, è centrale nell'Antropocene, e nello stesso tempo Dubai è già stata costruita, pensata per essere quello che sopravviverà al petrolio, per essere una fonte di benessere, di ricchezza per gli Emirati nel momento anche in cui il petrolio cesserà di essere una risorsa centrale anche nello sviluppo finanziario, economico del pianeta, come è stato negli ultimi decenni. Ora io cercherò adesso di essere molto rapido dopo questi esempi qua, ma per arrivare un po' alla conclusione di quello che vi ho raccontato. Naturalmente stanno uscendo tante ricerche, tanti libri sul tema dell'Antropocene, che è un po' un concetto, vedete, chiave che possiamo utilizzare in ambito geologico, da cui è nato, da cui proviene, ma che sta avendo un successo notevole anche in campo umanistico, sociale, dove andiamo a vedere anche proprio l'Antropocene come la presa di coscienza di un cambiamento epocale che stiamo attraversando e quindi di una rivoluzione culturale anche. Un libro che vedete sulla destra è stato firmato da me insieme a molti colleghi ed è un tentativo dei geografi italiani di cominciare a riflettere sul tema dell'Antropocene. Bellissimo per il suo aspetto anche divulgativo il libro di Telmo Pievani e Mauro Varotto, che immagina l'Italia nel 2786, un Atlante distopico potremmo definirlo, quando si prevede che la fusione completa delle calotte glaciali continentali avrà portato il livello del mare a salire di 65 metri. Io temo che il 2786 sia una data un po' ottimistica, ci arriveremo prima di questo passo, ma poco importa. Quello che ci racconta questa cartografia immaginaria è quello che diventerà l'Italia se i mari si innalzeranno di circa 65 metri, quindi ci fa vedere la pianura padana che torna a essere un grande golfo del mare Adriatico e vedete, con il mare che arriva fino a Pavia.
una geografia immaginaria, ma che ci porta a riflettere su quello che potrebbe essere in tempi piuttosto rapidi l'impatto di quello che è il problema maggiore in questo momento, che è il cambiamento climatico legato all'innalzamento medio delle temperature, al riscaldamento dell'atmosfera, che comporta poi tutta una serie di conseguenze che vanno a incidere in tantissimi aspetti del clima e non solo. L'origine viene ricondotta all'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera. Uno di questi è l'anidride carbonica, ma c'è anche il metano, ce ne sono altri. E un po' si legge sempre con questi abbinamenti questo quadro, no? Dal 700 in avanti, dal 7 all'800, sono iniziati a crescere in modo esponenziale delle curve che sono la curva della popolazione, ma anche la curva del consumo di fertilizzanti, la deforestazione, l'inquinamento, l'aumento dei veicoli a motore, dell'uso dell'acqua, della perdita di biodiversità e anche della ricchezza, del prodotto interno lordo totale. Ma questa ricchezza in qualche modo l'abbiamo come sottratta ai sistemi naturali, arrivando, come diceva il collega prima, a utilizzare ogni anno molto più di quanto la dotazione che potremmo utilizzare in un sistema equilibrato di quello che la natura ci lascia di fronte, non mi piace dire ci mette a disposizione perché torna a essere una visione antropocentrica. E il risultato è questa irreversibilità qua di cui parliamo, un'irreversibilità rispetto alla quale c'è la grande questione dell'adattamento delle attività umane, ma anche quello delle specie viventi, che probabilmente sono più in difficoltà addirittura della specie umana nell'affrontare questo cambiamento. Hanno tempi più lunghi. La sfida dell'antropocene quindi diventa, sì, certo, il cambiamento climatico, l'estinzione, l'inquinamento e tutto il resto, ma si può affrontare solo questo cambiando il modo di immaginare, di pensare, di abitare il pianeta. E quindi la sfida educativa e la sfida anche della ricerca, certamente, è quella di sviluppare nuovi modelli e nuove idee per abitare il pianeta in modo sostenibile. Questo è il grande tema, la grande sfida anche per l'educazione geografica, che si rifà come in passato allo sviluppo sostenibile, a questo concetto certamente controverso, ma che già ha cambiato il nostro approccio all'insegnamento, perché ci ha portati a parlare di ecosistema umano-terra, cioè non più la terra come la fonte delle risorse con cui le attività economiche umane si sviluppano, ma un sistema rispetto al quale è necessario essere in equilibrio anche per quanto riguarda le conseguenze sulla società e sulla cultura, non solo per quelle sull'ambiente e sull'economia. C'è un quadro sistemico, non possiamo più insegnare la geografia come elenco di cose e di dove sono le cose, perché non serve più a nulla. Dobbiamo ragionare di una geografia in termini ecosistemici, andando a vedere le relazioni importanti tra tutti i sistemi del pianeta, con un obiettivo, che è quello di lavorare per un cambio della mentalità, per implementare questo sviluppo sostenibile, il che significa vedere la natura, la società e gli individui come elementi interconnessi, e dobbiamo davvero ancora fare molti passi in questa direzione per riuscire a diventare sostenibili anche nel modo di guardare, di pensare il nostro pianeta, perché la chiave di tutto questo sta in questa grafica. Per la prima volta nella storia dell'umanità siamo consapevoli, non pochi eletti, pochi illuminati, ma globalmente, che le attività umane stanno causando un impatto irreversibile sui sistemi naturali del pianeta, ed è solo se la maggioranza dell'umanità riuscirà a cambiare la narrazione con cui guardiamo a queste sfere, solo in quel modo potremo arrivare davvero a ricostruire un rapporto con l'ambiente naturale che ci porti a governare l'antropocene, cioè ad abitare il pianeta in modo sostenibile.
vado molto rapidamente su questo perché si tratta di un tema controverso. Non abbiamo la risposta in mano, anche se abbiamo, vedete, delle direzioni, dei fatti che stanno accelerando molto, molto rapidamente. Se ne parla ogni giorno di più ed ogni giorno di più tutto questo è al centro dell'agenda politica dei paesi del mondo. Ciononostante abbiamo posizioni ancora molto contrastanti tra chi è favorevole a questo cambiamento e chi invece non lo riconosce. Questa è la prima delle modalità rispetto alle quali abbiamo bisogno di costruire un'educazione diversa. Perché? Perché nel 2078 non manca molto e molti di noi probabilmente ci saranno e dobbiamo immaginare oggi in che mondo saremo tra 50 anni. Io ho finito la mia introduzione, ho cercato di andare il più velocemente possibile per lasciare uno spazio anche al dibattito. Spero di avere chiuso la condivisione, ditemi se è così. Sì, ti vediamo, ora vediamo te con Perfetto. una bellissima carta geografica alle tue spalle. Vi lascio quindi la parola sperando in un secondo giro, in un piccolo dibattito. Allora, sì, vi ho tenuto un po' più larghi dei 20 minuti entrambi per farvi, visto che c'era la comodità per farlo. E da questo primo giro dei vostri interventi sono emerse diverse cose. Alcuni aspetti che pongono una domanda, però è effettivamente come possiamo uscirne? Perché ormai da lungo tempo, cioè da quel lontano ormai 1983 e poi il rapporto Brundtland e poi i vari summit, è insomma più di 30 anni che su quello che sta accadendo al nostro pianeta e a noi come abitanti di questo pianeta coautori, anzi autori unici quasi delle grandi trasformazioni in atto, si ripetono le stesse parole, i gridi di allarme sono ancora più lontani nel tempo, se vogliamo, solo per parlare del Novecento, ma potremmo risalire anche al 1800. Di fatto l'intervento di Francesco Boscuti si chiudeva con dobbiamo cambiare il paradigma. Siamo dentro un sistema produttivista che ha coinvolto, cioè è nato e partito in Europa nel lontano 1750, ma che di fatto poi è diventato il modello unico, quasi unico, a cui fare riferimento, imposto o volutamente adottato da altri paesi, da altre società. E dall'altra parte, quale cultura può aiutare a uscire da questo paradigma, che è un po' la domanda che ha innescato con le prime slide della presentazione di Cristiano Giorda. In che modo voglio vivere? È una domanda che dobbiamo porci un po' tutti, cioè come possiamo uscire da questa visione, perché anche le misure che si stanno proponendo dal Green Deal, insomma, perché riguarda l'Europa, ma effettivamente ci stanno portando fuori questo sistema o stanno dando semplicemente dei piccoli ritocchi perché tutto di fatto, cioè il nostro modo di vivere continua a essere quello che è oggi, senza di fatto andare a ragionare in maniera seria su come effettivamente noi possiamo adattarci a quello che già abbiamo creato, ma come non portare all'estinzione totale tutte le specie, ma soprattutto noi, perché alla fine siamo sempre di uomini della specie umana che teniamo sotto controllo e al centro del nostro interesse alla fine anche di tutte queste misure è garantire la nostra sopravvivenza su questo pianeta. Quindi rimpallerei questa questione ai due relatori per poi lasciare spazio anche alle domande degli altri partecipanti all'incontro. Grazie.
Chi vuole partire? Francesco, poi Cristiano. Sì, allora io parto dall'ultima riflessione, no? Cioè che salvare il pianeta significa salvare l'uomo, no? Cioè, ripercorrendo quello che un po' dicevo prima, no? Si parla della grossa estinzione di massa. Cioè, pensate che nel passato fino al 90% delle forme di vita per cataclismi di origine naturale, non antropica, l'uomo non esisteva, sono sparite. Beh, allora, in questo 90% l'uomo sta nel 10 o nel 90? Per probabilità è più facile che stia nel 90 e che sia la causa stessa di questo 90%. Adesso non voglio diventare catastrofista, ma io credo che oggigiorno ci sia una buona consapevolezza di quello che siamo in grado di fare dal punto di vista dei pericoli, delle minacce a noi stessi e al pianeta, e allo stesso tempo anche di quali potrebbero essere delle prospettive. Non lo so però se siamo ancora pronti per capire quali siano in maniera pragmatica o filosofica le vere strade da compiere, perché effettivamente, come si diceva, le azioni che vengono prese tutt'oggi sembrano delle sorte molte di queste sembrano dei palliativi, cioè una sorta di maquillage che possa in qualche modo un po' rimandare la scelta che un domani comunque dovremo prendere. Quindi io dico, siamo in un momento cruciale per diversi motivi, ma siamo in un momento cruciale anche proprio perché c'è questa consapevolezza a livello della società che sta diventando sempre più importante e che in qualche modo andrebbe cavalcata proprio da persone che possano in qualche modo indirizzare in maniera pragmatica oppure in maniera più concreta e articolata il nostro futuro. Per dire quanto si possa essere provocatori, Wilson, che ha coniato il termine biodiversità, da poco ha pubblicato una monografia provocatoria che si chiama Metà della Terra, Half Earth, in cui dice, beh, allora decidiamo, come gli americani ci insegnano, molto pragmatici, di dire, beh, metà della Terra la lasciamo agli ecosistemi naturali e metà la sfruttiamo. In questo modo riusciremo a garantire la sostenibilità a livello planetario. È chiaramente una provocazione, perché questo non è plausibile in una visione futura in cui uomo e natura debbano in qualche modo riraggiungere un equilibrio che si è rotto in diverse fasi, ma che si è completamente diciamo alterato di recente, di cui noi siamo consapevoli. Quindi questo io dico che bisogna cercare di sfruttare il momento e questo appunto segno dei tempi che è arrivato a livello della società. Non a caso stiamo parlando di antropocene qui stasera, voglio dire. Grazie Francesco. Prego Cristiano, a te la parola. Forse il microfono spento. Ok, ma vorrei essere essenziale. Credo che il cambio di paradigma debba partire anche da noi che ci occupiamo di scienza e di divulgazione, e quindi dobbiamo assumerci in primo luogo anche noi e subito la responsabilità di quello che insegniamo e del modo con cui lo raccontiamo. Questo credo sia il primo passaggio. La responsabilità quindi di descrivere questo mondo in un modo tale anche da produrre un cambiamento, cioè con una visione
più etica che politica, perché in quella politica rischiamo sempre, quanto ci sia anche sempre questa nelle nostre descrizioni, però dobbiamo recuperare anche l'aspetto etico. Quale aspetto etico? Beh, certamente io credo che il cuore sia quello di recuperare, come un po' sta accadendo in tutto il pensiero scientifico, la pluralità dei punti di vista. Stiamo uscendo dal tempo in cui pensavamo che una sarebbe stata la legge della natura o la visione del mondo che in qualche modo si imponeva. Una pluralità di punti di vista che arriva a comprendere non solo la pluralità dei punti di vista umani, ma anche il punto di vista della natura, il punto di vista di una montagna o di un fiume, o di una foresta o di una specie rispetto alle altre specie. E tutto questo ci porta certamente in una situazione in cui c'è un po' di utopia, di immaginazione di un mondo diverso, e forse siamo più consapevoli in passato che questo c'è sempre stato in realtà nelle nostre descrizioni, che vendevamo però come più oggettive di quello che potevano in qualche modo essere, no? Erano sempre in realtà contestualizzate in un'epoca, in una cultura, in un luogo specifico, in una società del pianeta che immaginava anche le risposte per tutti gli altri. Mi pare un buon programma di lavoro e mi fermerei qua. Penso che possa essere interessante anche per tutti quelli che insegnano, ecco, perché sono soprattutto loro che poi possono lavorare sul campo della formazione anche della cittadinanza e del pensiero. Grazie. Beh, in effetti il discorso che riguarda anche il dialogo tra discipline diverse, questa transdisciplinarietà di cui molto si parla, ma che si pratica un po' meno, ed è il grande sforzo verso il quale, insomma, si dovrebbe tendere proprio per riuscire a dare una lettura di questa complessità e capire, appunto, penso che anche questa sera dalla parte di un biologo e da una parte di un geografo, come di fatto due discipline non siano per nulla aliene l'una all'altra, ma come poi altre discipline anche afferenti alle scienze umane. La filosofia, insomma, ha sempre fatto luce su tutta una serie di questioni, e così, insomma, anche la letteratura, quindi attingere da quello che è la conoscenza per riuscire a costruire, appunto, anche nuove modalità per poter educare, formare e conoscere la realtà in cui viviamo. Detto questo, io ho visto anche che questi incontri di Divagando sono, a questi incontri partecipano diversi insegnanti legati al mondo dell'AIG, dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, ma ci sono probabilmente anche studenti dei corsi di laurea in cui alcuni di noi insegnano. Ci sono i colleghi qui presenti in aula, siamo in pochi, ma insomma ci siamo. Io aprirei volentieri, abbiamo un tempo ragionevole per aprire a delle domande, appunto, da parte di chi è da casa o è qui in presenza verso i nostri due relatori, e quindi approfittare per indagare altri aspetti. Quindi a voi da casa la parola e la possibilità quindi di fare delle domande. Aprite il microfono oppure alzate la mano e rivolgete la vostra domanda ai relatori. Non so se qua c'è già una prenotazione da parte di Andrea Guaran, che può venire qui così lo vediamo in tutto il suo splendore. Non avevamo dubbi sullo splendore. Allora, io ho due curiosità, una appunto al collega Boscuti, che ringrazio, e una al collega Giorgio, che ringrazio ugualmente, anche se non è qui con noi, ma lo ringrazio per aver partecipato e ritagliato del tempo, entrambi, per oggi. Allora, Boscuti parlava prima della datazione, ha iniziato dicendo
questo 1945, comunque Sì. l'aspetto nucleare. In realtà dopo, quando ha individuato le fasi dell'antropocene, quasi quasi questa origine ricade un po' nella grande accelerazione, in qualche modo. Allora volevo capire, c'è una convergenza effettiva oppure c'è la consapevolezza che è un processo molto più lungo e che in qualche modo con una forzatura si vuole trovare una data in qualche modo anche simbolica, vero? Per l'avvio dell'antropocene. Rivolgo Sì, entrambe le domande o... Beh, rispondo un attimo Sì, okay. rapidamente, anche se ci vorrebbe un po' più di tempo per articolare quello che sta succedendo nell'ambito del dibattito scientifico, nel senso che io ho indicato quella data, l'ho indicata però con un punto di domanda, proprio perché c'è un dibattito aperto, c'è un gruppo di geologi che si sta interrogando su quale possa essere l'evento che ha veramente innescato questo antropocene. Quindi poi dopo nelle fasi, in questo excursus abbiamo visto, e così come anche il collega ha giustamente notato, che le attività che hanno impattato, perché è questo quello che si va a cercare, un segno lasciato dall'uomo. Il segno lasciato dall'uomo non è sicuramente, il primo non è sicuramente quello del nucleare, forse quello più evidente e più facile da vedere, è uno dei più riconoscibili, che probabilmente sarà più riconoscibile in futuro, in un lontano futuro, ma forse non siamo in grado oggi ancora di capire quanto in realtà abbiamo alterato già dal neolitico, dal cambiamento che l'agricoltura ha cominciato a produrre a livello mondiale, che è stato su cambiamenti cambiamenti relativi al ciclo del carbonio, l'anidride carbonica presente nell'atmosfera. Sono tutte cose che si possono vedere e che si possono tracciare, e quindi questo punto di domanda c'è, ma è un punto di domanda che, come si diceva, è quasi che lascerei al dibattito tra chi vuole prendere a chi vuole prendere il diritto di mettere un fine a questo punto di domanda. E in realtà è un problema relativo quando si parla di antropocene, proprio perché la complessità che noi stiamo osservando in un breve periodo sarà visto a livello poi della risposta che avverrà in un tempo molto più lungo in qualcosa di sfocato. No? E quindi cercare l'eterno dilemma dell'uomo che cerca di discretizzare qualcosa che in realtà è un fenomeno continuo, in cui diversi tasselli hanno portato alla rottura di cui stiamo parlando, no? Grazie Francesco. Sì, una nota a margine, è un po' alquanto anomalo il fatto che si possa prendere come datazione quello dell'energia nucleare, sì. E che adesso si parli però di nuove forme di energia nucleare per risolvere i problemi della crisi energetica e dunque riuscire in qualche modo a favorire uno sviluppo, tra virgolette, definito sostenibile. Per cui sì. Come nota a margine. Invece a Cristiano chiedevo, ritorno un po' su un punto che è presente in più parti del libro da te curato, che hai mostrato prima la copertina, e che hai ripetuto anche oggi, il rapporto tra natura e cultura, anche e soprattutto in campo educativo. Cioè, secondo te, il fatto ancora di ragionare sul rapporto tra natura e cultura, o di questi due fronti che in qualche modo mescolandosi vanno a costituire l'organizzazione territoriale, i paesaggi che viviamo, in cui ci troviamo, secondo te non dà il giusto messaggio sulla necessità invece di valorizzare i processi coevolutivi? Cioè, secondo te è un messaggio ormai sbagliato che bisogna superare attentamente, altrimenti c'è il rischio che le nuove generazioni continuino a crescere immaginando che la natura e gli uomini, pur in relazione tra di loro, ma sono due aspetti del tutto diversi che hanno processi evolutivi in qualche modo separati? Un po' accentuo, ecco, la domanda, ma volevo capire il tuo punto di vista, perché ci sei tornato anche oggi, insomma, con forza. Ma io credo che ovviamente non possiamo buttare via questi due concetti da un giorno all'altro.
e probabilmente non li butteremo via mai. Quello che dobbiamo in qualche modo superare è l'estremizzazione della dicotomia tra i due concetti. Fino al 1600 nella cultura umana non c'era questa divisione tra umano e naturale. Leonardo da Vinci ragionava da artista, da scienziato, da religioso, da filosofo, non distingueva tra tutte le categorie nel modo con cui distinguiamo noi. Ecco. Poi a un certo punto arriva una distinzione sempre più netta, che è quella che dà origine al pensiero moderno, alle scienze come le conosciamo oggi, a tantissimi importantissimi sviluppi e possiamo proprio ancora dire progressi che ha fatto l'umanità nella conoscenza e proprio nella conoscenza della natura, cioè distinguendola come alterità è diventata qualcosa che abbiamo immaginato di poter conoscere e comprendere fin nel profondo. Poi a un certo punto ci siamo resi conto anche dei limiti, no, di questo percorso. Quello di cui abbiamo bisogno sono due cose. La prima è in senso proprio ecologico il ricordarci sempre che questa categorizzazione è un artificio, ma gli esseri umani fanno parte della natura, l'antroposfera è un sottosistema della biosfera in senso sistemico, non è un'alterità rispetto alla natura, è un pezzo della natura che naturalmente ci coinvolge pienamente perché stiamo parlando di noi stessi e quindi mettiamo tendenzialmente al centro della narrazione, ma non è una cosa extra rispetto alla natura. Quindi la separazione è una separazione intellettuale che compiamo perché ci aiuta, come dicevi tu, a capire delle cose, ma non dobbiamo confondere la separazione intellettuale con la realtà nella quale siamo uno dei tanti sottosistemi più o meno di successo della natura. L'altra strada è quella quindi di sottolineare le sfumature tra le due polarità. Le due polarità le dobbiamo un po' guardare di meno e guardare di più le sfumature. Quindi, per esempio, tu ti occupi anche di scuola dell'infanzia e primaria, ecco, quando andiamo a insegnare ai bambini e alle bambine a distinguere tra elementi antropici e naturali nel paesaggio, quella roba lì forse dovremmo farla inserendo più categorie, non più soltanto le due polarità, perché in un paesaggio non c'è quasi più nulla di completamente naturale o completamente umano. Se cambia il clima per azione umana, anche il clima non fa più parte dei sistemi della natura, se non come sistema della natura, ma nel quale l'uomo è uno degli agenti del clima, ok? Cosa che prima non raccontavamo in questo modo qua. E in realtà ne eravamo già consapevoli, alcuni geografi come Marsh, come altri come Reclus lo erano già nell'Ottocento, poi però ha vinto un'altra strada in geografia per molti anni, no? di interpretazione. Questo vuol dire insegnare a leggere una complessità maggiore nelle cose, ma io ho visto in alcune esperienze didattiche che abbiamo fatto degli ottimi risultati, perché in realtà è molto più chiaro ai bambini che la cosa è così. Quando loro devono esaminare, per esempio, un campo coltivato, fanno fatica a capire che quella è una cosa antropica perché le piante sono state piantate dagli esseri umani e quindi non è naturale, nel senso che non è spontanea. È una distinzione veramente intellettuale. Ci sono categorie intermedie però, ci sono situazioni molto più naturali di questa e altre molto più antropiche. Per esempio, quando al posto del campo coltivato abbiamo un parcheggio asfaltato, in quel caso non riconosciamo più il suolo e gli elementi della natura. Dobbiamo conoscere delle cose in più, dobbiamo sapere che l'asfalto, che i muri delle case sono fatti di elementi della natura che sono stati talmente trasformati che non riusciamo più a renderli riconoscibili, ma non che non derivino dalla natura trasformata sempre, trasformata dall'azione umana. Il messaggio allora diventa questo: valutare e vedere quanto è importante la capacità umana di trasformare la natura e perché lo fa l'umanità questo, con quali vantaggi e quali rischi e pericoli. Andiamo a un pensiero più complesso. Ecco, mentre tornando a fare colora gli elementi antropici, elenca gli elementi naturali,
del disegno, quella è una roba che dal punto di vista educativo non mi sembra più in grado di portarci da nessuna parte, e quindi l'abbandonerei. L'abbandonerei non perché si abbandona quella tematica, ma perché la insegniamo in un modo diverso, andando a vedere una complessità maggiore che c'è tra queste due categorie, che in fondo sono poi categorie di linguaggio. Dobbiamo sempre, noi geografi abbiamo sempre questo pericolo, no? Di naturalizzare i nostri concetti, confondendo il linguaggio con cui parliamo della realtà con la realtà stessa, e questo poi diventa un po' un equivoco, soprattutto quando lo portiamo in campo didattico. Grazie. Bene, grazie. Altre domande che arrivano da voi, da casa? C'è qualcuno che... Vabbè, un altro intervento qui in presenza? Un altro collega, Francesco Visentin. Innanzitutto vi ringrazio per le due relazioni molto interessanti, visto che siamo anche in questo contesto particolarmente didattiche, una capacità proprio di spiegare, di entrare nei temi in maniera efficace. Proprio per questo, più che fare una domanda, io avrei una richiesta. È stato più volte preso in considerazione alcune parole chiave che mi ero segnato come irreversibilità e indistinguibilità dei fattori, il tutto con due cappelli che sono quelli delle chiavi di lettura geografiche, ma possono andare benissimo anche per altri, sono lo spazio e il tempo. Cioè questi hanno cambiato, cioè l'irreversibilità e l'indistinguibilità ci sono sempre stati. In un qualche modo abbiamo sempre modificato, alcune volte in maniera irreversibile, però con tale intensità non ci eravamo ancora riusciti, con tali impatti, con queste capacità proprio di modificare. E volevo farvi proprio una richiesta, cioè se sapevate o potevate indicare alcune iniziative lodevoli nel campo educativo dell'antropocene o in botanica che si sono avviati in questi anni, che potevano in qualche modo rispecchiare questo cambiamento di paradigma di cui si parla o di cui si vorrebbe parlare o che comunque auspichiamo. E quindi se conoscete qualche iniziativa che possiamo prendere note, a far riferimento in campo educativo, ha parlato per esempio prima Cristiano Jordan, un punto interessante di esperimenti a scuola su proprio cominciare a rivedere le categorie attraverso cui facciamo riferimento al mondo e con il quale ci orientiamo nel mondo. E ecco, volevo sapere se avevate qualcosa da suggerire più che altro. Vi ringrazio. Chi vuole partire? Sì, rapidamente ce ne sono tante, ma io direi di partire da quel concetto del coinvolgimento del cittadino. Sto parlando della consapevolezza, no? E quindi citizen awareness, citizen science. Ci sono diverse iniziative a livello locale, ma anche a livello globale, progetti che cercano sempre di più di coinvolgere il cittadino come scienziato, perché è un profondo conoscitore del territorio, dell'ambiente, e quindi ci sono diversi progetti. Sto parlando per la botanica, mi è venuto in mente un po' questo, ma non voglio soffermarmi solo su questo, che vogliono sensibilizzare la gente e anche creare nella gente la possibilità di monitorare meglio la biodiversità, di conoscere che cosa ci circonda, quindi le potenzialità sono molte a livello, anche grazie agli strumenti di comunicazione che abbiamo oggigiorno da questo punto di vista. Quindi queste due parole, cioè consapevolezza della cittadinanza e anche scienza nella cittadinanza, e questo permea tutti i livelli educativi, e penso che l'educazione in senso lato sia, come diceva giustamente Giorda, sia cruciale in questa fase, proprio perché è verso il futuro che dobbiamo guardare, quindi verso le generazioni future. Ma penso che la cosa più semplice me la cavo facilmente. Credo che le esperienze dell'AIG e dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia di questi anni siano
tutte nella direzione giusta, e quindi c'è la rivista Ambiente, Società, Territorio che viene inviata ai soci, c'è la rivista J-Reading in inglese che è più di taglio scientifico internazionale di fascia A e trovate online gratuitamente, c'è tutta la collana Tratti Geografici con l'editore Franco Angeli, anche questa con dei bellissimi testi in PDF scaricabili gratuitamente dal sito dell'editore, e poi c'è la collana che abbiamo ancora come IG con Carocci, Ambiente, Società, Territorio, la stessa in cui è uscito anche il mio libro sull'antropocene, che permette a sua volta di approfondire molti temi. Di molto ancora abbiamo bisogno, ma insomma penso che già lì ci siano degli ottimi materiali per cominciare a lavorare su questi temi, rispetto ai quali però davvero abbiamo anche bisogno di esperienze didattiche, di impegno innovativo da parte degli insegnanti. Quindi va bene il nostro ruolo, ma davvero l'apertura deve essere alla scuola, alla cittadinanza, e anche un'apertura con molto spazio di creatività, ecco, rispetto ai paradigmi. Abbiamo veramente bisogno di muoverci un po' in modo sperimentale, ecco, di lasciare spazio al pensiero divergente e anche di imparare a valorizzarlo. Però vedo che da casa c'è una domanda, Andrea Ceccani, giusto? Cecchini forse. Cecchini? Prego, o Ceccani, no? Buonasera, no, è Ceccanti. Io non sono un insegnante, sono uno studente. Mi rifaccio a quanto ha detto il professor Boscuti, ma evidentemente questa è una domanda che va a entrambi, no? Quando parlava di salvare il pianeta e salvare l'uomo. Siamo sicuri che salvare il pianeta sia salvare l'uomo, e non è solo che per salvare l'uomo dovremmo salvare il pianeta? Il pianeta tutto sommato ci ha dimostrato durante i suoi, quelli che siamo riusciti perlomeno a tracciare, i suoi anni di progresso, di sapersi adattare molto meglio. Anche durante l'ultimo lockdown, in poco tempo, ha cambiato profondamente, è tornato in qualche momento ad essere forse quello che conoscevamo anni e anni fa. Siamo noi che siamo il virus e l'intruso, forse, e dobbiamo rinunciare a qualcosa, probabilmente, per essere sostenibili e sostenuti dal pianeta. Sì. Beh, io rispondo un po' sfruttando i concetti che richiamava il collega prima, cioè dobbiamo smetterla di vederla in maniera così manichea, cioè non dobbiamo pensare di vedere natura e uomo siamo una cosa unica. È difficile perché siamo uomini, è difficile perché non possiamo scindere il nostro destino da quello della natura, quindi è questo. Io concordo con quanto diceva adesso Andrea, cioè, noi ci preoccupiamo di noi stessi ed è naturale che sia così, perché effettivamente noi non potremo sopravvivere ad una alterazione a cui stiamo portando il mondo, mentre probabilmente la natura c'era ben prima di noi con le forme di vita che ci sono state sulla Terra, e probabilmente ci sarà ancora a lungo, nonostante le pressioni dell'antropocene. Però ecco, è necessario sfuggire a questa tipologia di domande, sforzarci di sfuggire a questa dicotomia. Sì, condivido completamente quello che ha detto il collega. Mi ha colpito della domanda, al di là del senso che era ben chiaro in senso ecologico, no? Di un passo indietro rispetto al nostro impatto. Però c'è questa narrazione, ma se avessimo sentito un convegno del WWF o di Italia Nostra o di altre società ambientaliste, avremmo probabilmente ascoltato la stessa impostazione, con l'uomo cattivo e la natura buona. Sono narrazioni, come in passato per molti secoli
siamo cresciuti nella narrazione umanità buona e natura cattiva, le favole antiche ci raccontano questo, la città come luogo della civitas rispetto al bosco, luogo delle fiere feroci e della natura cattiva, ci hanno accompagnato fino all'800, cioè fino a quando in fondo effettivamente l'impronta umana è diventata così forte da essere chiaro che schiacciava la natura e quindi si prendeva un ruolo centrale. Ora con queste dicotomie qua arriviamo solo poi a delle estremizzazioni e rischiamo di trovarci delle divisioni tra buoni e cattive che hanno poco senso. Se noi impariamo, e non sarà facile, a vederci come parte della natura, sappiamo che anche essere contro l'umanità è un modo di essere contro la natura in qualche modo. Dobbiamo ragionare su una scala invece di cittadinanza molto più estesa. Credo che si cominci a parlare da qualche parte di cittadinanza di diritti proprio degli animali e credo che arriveremo anche alla cittadinanza intesa proprio come diritto alla vita anche delle piante, di ogni essere vivente. È un cambio di paradigma enorme, ci possiamo arrivare forse più facilmente in ambito scientifico, dove magari i discorsi ecologici si fanno già da qualche decina di anni, ma nella società questo è ancora qualcosa che dobbiamo costruire. I tempi non sono lunghissimi, ma il cambio è ancora del tutto in corso e non definitivo. Tutti possiamo fare la nostra parte perché è un cambio di linguaggio, un po' come, ahimè, assistiamo a queste retoriche del politicamente corretto, a volte oggi in tanti campi, ma effettivamente c'è un momento in cui questo ha un senso, perché ci deve portare a una consapevolezza, a un cambio di consapevolezza. Ringrazio i nostri due relatori, Cristiano Giorda e Francesco Boscuti, ringraziamo tutti noi del gruppo Divagando per i loro interventi che effettivamente hanno avuto modo di spaziare e anche di rispondere ad alcune domande. Il dibattito è ampio, quello sull'antropocene e insomma l'invito è quello di utilizzare quegli strumenti che ci sono stati offerti in termini di riflessioni, in termini anche di letteratura che si sta producendo, scientifica o più divulgativa, come nel caso del libro di Telmo Pievani e Mauro Varotto, e sperimentare, soprattutto l'invito a chi insegna, a chi di noi appunto ha un ruolo anche nella formazione e nell'educazione, di sperimentare, di avere il coraggio di cambiare per portare a nuove visioni e a un maggior dialogo con la natura, perché forse non ascoltiamo sufficientemente. Alcuni popoli, diversamente da noi, sono più capaci di fare questo, quelli che sono rimasti più in sintonia appunto con la natura e non la pensano come mero elemento da sfruttare, ma come qualcosa che effettivamente è parte integrante della loro vita. Benissimo, grazie. Forse Andrea voleva dire due parole finali. Bene, saluto tutti. Grazie a Francesco Boscuti, grazie a Cristiano Giorda per questo interessante momento di confronto anche, e il dibattito che c'è stato tutto sommato nell'attestazione, no? Della ricchezza anche degli spunti che avete fornito su un tema così importante, su cui magari avremo modo di tornare in futuro all'interno delle nostre divagazioni del nostro contenitore. E volevo solo ringraziare tutti i presenti da casa e qua e ricordare i due appuntamenti per il 5 novembre, che è un venerdì sempre alle 15:30. Il tema è partecipazione e rappresentazione, strumenti per il coinvolgimento dei cittadini, e saranno presenti, come dicevo prima, ma adesso ho il testo preciso per non sbagliarmi, Federica Burini, Università di Bergamo, e Massimo De Marchi, Università di Padova. Mentre il 3 dicembre, venerdì 3 dicembre, sui grandi eventi sportivi e sui paesaggi fragili delle Olimpiadi di Milano e Cortina, avremo appunto la collega dello IUM di Milano, Monica Morazzoni, e Andrea Omizzolo dell'Eurac Research di Bolzano. Per cui grazie ancora e ci rivediamo, spero, nei prossimi appuntamenti.
sarete avvisati perché tutti rimarrete nell'indirizzario, per cui in qualche modo vi contatteremo e saprete appunto delle iniziative che Divagando porta avanti qui all'Università di Udine. Grazie ancora, veramente, grazie. Grazie a tutti, arrivederci.